Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni settimana, la domenica in diretta a partire dalle 19:30 con la replica alle 23 e lunedì mattina a partire dalle 8:30, i risultati, le classifiche, i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Siamo pronti adesso per presentare tra non molto tutti i risultati per quanto riguarda i campionati di interregionale, il campionato di interregionale in modo particolare che seguiamo, ovvero il girone I dove ci sono molte siciliane, poi i 2 gironi di eccellenza, i 4 gironi di promozione e buona parte anche dei gironi di prima categoria. L'immediato saluto naturalmente alla nostra prima penaltina, Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Ettore, buonasera e ben ritrovati. Ben ritrovati, complimenti per la tua magliettina, camicia, come possiamo chiamarla? Oggi siamo un po' spiritose, sì. Benissimo, perfetto. Salutiamo anche in postazione per quanto riguarda i commenti tecnici del campionato interregionale, del campionato di eccellenza, il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ciao a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Tu hai una camicia invece normalissima, senza nessun disegno particolare. Sono meno spiritoso. Benissimo. E adesso subito un saluto ai nostri primi 2 ospiti in questa prima parte della nostra trasmissione, mister Filippo Millauro, allenatore del Real Santa Venerina. Ciao Filippo. Buonasera a tutti. Tutto a posto? Bene, potrebbe andare un po' meglio perché insomma il tuo è stato un campionato sin qui un po' travagliato e adesso mancano 2 giornate e sarà durissima. Tra poco parleremo anche del tuo girone di prima categoria e per l'occasione ho avuto anche il piacere oggi di invitare mister Michele Cassisa, allenatore del centro federale della FIGC di Catania. Grazie, grandissimo Ettore. Conoscitore anche del calcio dilettantistico e ultimamente anche in maniera straordinaria del calcio giovanile del comitato provinciale catanese, ma in genere insomma hai modo di vedere molti ragazzini in tutta la Sicilia. Sì. Grazie per l'invito. Com'è quest'anno l'infornata dei giovani nel comitato catanese? Andiamo ad annate. E questa è un'annata come? Positiva? Sì, positiva. I 2001 che usciranno quest'anno e l'anno prossimo faranno i giovanissimi vanno bene. Sono veramente. molto interessanti. Stiamo andando, i 99 stanno andando bene. Senti, la società del settore giovanile che più ha lavorato con risultati positivi in questa stagione? C'è la Junior Cireale sempre all'avanguardia nel catanese, ma poi batto sempre nel siracusano. Sì, per tradizione sappiamo benissimo che hanno delle società molto preparate. Impianti sportivi di loro proprietà ed è una cosa molto importante. Quando si ha a disposizione la struttura è più facile insegnare calcio ai bambini, Sicuramente. no? Benissimo. E adesso parliamo invece dei grandi e lo facciamo subito con i risultati, con la classifica del girone I del campionato interregionale e la parola naturalmente la diamo subito alla nostra Federica. Savoia Battipagliese 5-1. Due Torri Città di Messina 0-1. Pomigliano Comprensorio Montalto 2-0. Rende Licata 3-0. Agropoli Noto 2-2. Torrecuso Nuova Gioiese 0-0. Agregas Orlandina 5-0. Interreggio Vibonese 1-0. Ricordiamo che in questo turno ha riposato la Cavese perché come tutti ben sanno il Ragusa è stato escluso dopo la 4ª rinuncia. Adesso guardiamo la classifica, non è cambiato molto perché come tutti possono già vedere dai risultati che la nostra Federica ha letto, sia l'Acragas che la squadra campana del Savoia hanno vinto. Guardiamo la classifica. Savoia 68 punti, Agregas 59, Agropoli 49, Torrecuso 48, Battipagliese 47, Cavese 45 punti, Nuova Gioiese 44, Pomigliano 38, Noto e Interreggio 37 punti, Comprensorio Montalto 35, Orlandina 34, Due Torri 30 punti, Città di Messina e Rende 28 punti, Vibonese 27, chiude la classifica Licata a 13 punti. Ricordiamo che in questa classifica la Cavese, l'Interreggio, la Battipagliese hanno un punto di penalizzazione, il Licata ben 3 punti di penalizzazione e come già ho detto prima il Ragusa è stato escluso dopo la 4ª rinuncia. E adesso diamo subito lettura del tabellino per quanto riguarda il prossimo turno, domenica prossima, domenica 30 marzo 2014, questi gli incontri: Vibonese Agropoli, Città di Messina Acragas, Battipagliese Pomigliano, Noto Cavese,
Licata Due Torri, Orlandina Interreggio, Nuova Gioiese Rende, Comprensorio Montalto Torrecuso e riposa il Savoia perché il Ragusa è stato escluso. E allora Carmelo, 9 punti di distacco, rimane immutata insomma la distanza tra la squadra di Rigoli e la squadra campana, giochi fatti sicuramente ormai per il primo posto. Assolutamente sì, infatti per quel che concerne il calcio siciliano tutte le attenzioni sono ormai concentrate sulla parte bassa della classifica, infatti l'Orlandina nonostante la pesante sconfitta dell'Esseneto mantiene il margine di 4 punti sulla zona retrocessione perché il Due Torri è stato sconfitto in casa a Piraino dal Città di Messina in un derby peloritano estremamente atteso che avvantaggia la formazione di Panarello che guadagna un posto in classifica anche complice la sconfitta della Vibonese nel derby calabrese con l'Interreggio. Da sottolineare anche la bella vittoria del Rende a Licata, il Licata ormai aspetta solamente la matematica, ma paradossalmente per come si è messa la griglia dei play-out, sia il Due Torri che il Città di Messina, se dovessero prendere le due calabresi, comunque sia se la giocherebbero, quindi il rischio di limitare i danni per quello che è il patrimonio siciliano in Serie D c'è tutto. C'è tutto. Facciamo rivedere un attimo cortesemente la classifica in modo che così possiamo anche sentire il commento tecnico da parte dei nostri due ospiti. Allora Filippo, Savoia e Agregas hanno fatto praticamente il voto, d'altra parte non poteva essere altrimenti, anche se forse l'Agregas ha qualche cosa da recriminare, mentre per quanto riguarda la zona retrocessione ha detto bene Carmelo Puglisi, il Città di Messina insomma se la giocherà evidentemente anche come il Due Torri per cercare di salvarsela nei confronti delle squadre messinesi. Sì, onestamente oggi non mi aspettavo questo risultato anche dell'Orlandina 5-0, mi sembra un po' pesante da quando c'è... Forse la tranquillità di non fare più neanche i play-out potrebbe essere, anche se di... ancora volendo, insomma... Ma mancano ancora 6 partite. Mancano 6 partite, Per quanto riguarda il Città di Messina io sono sicuro che lotterà fino alla fine insieme a Due Torri. Mi dispiace per Licata, mi dispiace per Ragusa perché sono dei centri importanti dove il calcio è sempre stato... È vero, per tradizione. E dispiace tantissimo, ma questo evidentemente è quello che rispecchia un attimino l'andamento delle società siciliane. La crisi attanaglia tutte le società e sicuramente Michele può confermare questo fatto, no? Nel senso che se non ci sono soldi, soprattutto nel campionato di interregionale, si rischia poi insomma di non concluderlo praticamente il campionato, come è successo per il Ragusa, come il Licata in un certo senso, perché sta onorando, ma c'è stato un momento in cui insomma ha anche rinunciato ad alcune partite, quindi stava per mollare a tutti gli effetti il campionato. È un momento difficilissimo sia per le squadre di interregionali, eccellenza, ma anche nel settore giovanile. Non pensiamo che nel settore giovanile, perché magari non pagano i ragazzi, non ci sono trasferte lontane, ma è un vero problema. Certo, indubbiamente. Pronta a investire, è vero, è un dramma nel calcio quando non c'è qualcuno che investe, poi insomma le amministrazioni ultimamente hanno dato forfait perché giustamente ci sono tanti altri problemi e quindi quando non arriva neanche un piccolo contributo si rischia poi di soffrire, come infatti hanno sofferto moltissime squadre siciliane. Carmelo, quindi tu vedi la possibilità che le due squadre siciliane, quando giocheranno eventualmente in questo momento i play-out contro le squadre calabresi, possono avere qualche chance di salvarsi? Ma per quello che si è visto nelle ultime settimane sì, quantomeno per il Città di Messina, perché il Città di Messina, al di là della vittoria di oggi, da quello che si legge nelle cronache, ha sempre giocato bene e ha raccolto forse in questo campionato meno di quanto avrebbe meritato. Il Due Torri tutto sommato si tiene a galla, forse sta a qualche punto in meno rispetto alle aspettative, ma sono convinto che comunque è un ambiente sano quello di Gliaca di Piraino e nel momento in cui ci sarà da stringersi per i play-out, comunque sia la piazza, l'ambiente, la società, la squadra saprà rispondere. E al contempo ad esempio la Vibonese, che è una delle delusioni del campionato, potrebbe arrivare in un momento di estrema difficoltà e mollare un po'. Tutto bisogna vedere, insomma, ancora mancano 6 giornate. Ancora mancano 6 partite, però voglio dire, la situazione di Due Torri e dei Città di Messina non è difficile, non è una situazione impossibile, è una situazione in cui si può lottare fino alla fine.
Benissimo, e allora aspetteremo ancora qualche altra settimana per capire quale sarà poi l'andazzo, soprattutto per quanto riguarda la griglia dei play-out. Ci dobbiamo fermare. Sì, Ettore, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.